È partita la circolare del ministro Alfano ai prefetti per pianificare la distribuzione di altri 20.000 rifugiati secondo le quote regionali. Nei prossimi giorni verrà decisa quella per il Veneto. Intanto la prefettura di Venezia ha trasferito i 54 migranti ospitati nella palestra dell'Istituto Luzzatto di Portogruaro. L'operazione doveva concludersi entro Ferragosto, ma, sottolinea il prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia, in mancanza di alloggi subito abitabili in zona si è dovuta cercarne la disponibilità in altri comuni. Ancora non si sa quali. Ed è questa la disputa in corso tra sindaci veneti e governo. La maggioranza dei primi cittadini hanno detto no all'accoglienza anche al direttivo ANCI regionale. Nelle prossime ore la presidente e sindaca di Milano lo riferirà al ministro dell'Interno. Alfano deve prendere atto che questa è la situazione del Veneto. Non è che insomma centrosinistra sì, centrodestra no, è una questione molto pratica e non ideologica, però a me pare, insomma, e quindi non voglio polemizzare con nessuno, che qui la maggioranza sia per un no secco, punto. Al posto dei sindaci nella gestione dei profughi intervenga il governo, dice l'ANCI. A loro è stato chiesto di tutto, dagli appartamenti alle palestre. Lo Stato ha detto però no alle caserme attive e così sono spuntate le tendopoli, come a Padova. A questo punto i prefetti vengano investiti di poteri speciali. Accadde già nel 2011 con i profughi libici. Nel periodo del 2011 erano i prefetti di fronte appunto, cioè avevano dei poteri di intervenire. Le barricate della maggioranza dei sindaci veneti provocano però grossi disagi ai colleghi della regione che hanno accettato l'accoglienza. Tutte le esperienze parlano che piccoli nuclei possono non creare problemi e grossi assemblamenti invece portano conseguenze altre. Dire no non è che ferma gli arrivi.